Gero Nobile, presidente CNA Canicattì, e Laura Scrimali, comitato civico Acqua Bene Comune. La manifestazione di oggi ci si aspettava più gente obiettivamente, e soprattutto i commercianti, titolari di bar, ristoranti, pizzerie. Esatto. Perché? Cosa succede a Canicattì? Si è solo leoni da tastiera? Sì, purtroppo è più semplice ovviamente aggrapparsi ad uno schermo, scrivere dietro una tastiera, lamentarsi di tutto quello che non va e come sempre esporsi diventa il vero unico grande problema. Tuttavia a noi non interessa, nel senso che siamo talmente consapevoli e convinti della gravità della situazione che anche un numero basso di partecipanti riesce a dare senso a tutto quello che si è organizzato. Il comitato si è mosso per difendere il diritto primario, è un diritto umano fondamentale quello che ci viene negato e noi dobbiamo lottare anche in 50. Dopotutto l'intervento di ragazzi di 19 anni che questa mattina vengono con dei cartelloni è proprio l'intervento che dà voce alla speranza, dà voce alle generazioni future, che sono quelle che di fatto detengono il potere di cambiare le cose. Quindi per noi è già un grande successo aver avuto la risposta di una fascia d'età così bassa, chiamiamola bassa, in realtà sono maggiorenni ovviamente, però siamo veramente fieri di questo tipo di risposta, perché si vede che la rassegnazione non colpisce in realtà il giovane, ma colpisce una classe di età che è provata ed è stanca di dover manifestare, doversi esporre per non ottenere nulla in cambio. Noi questo lo possiamo cambiare, le cose cambieranno soltanto finché ci crederemo e noi non ci arrenderemo mai, anche se siamo 20. Tra l'altro la situazione è precipitata negli ultimi giorni, perché con la rottura della conduttura di Sicilia Acque non arriva l'acqua corrente a casa, non c'è acqua nei pozzi, gli autobottisti non possono prelevarla, siamo in estate quasi, cioè, la situazione sta diventando pesante. Esatto, paradossalmente la situazione si aggrava sempre nei momenti di maggiore necessità per i cittadini. Purtroppo diciamo, siamo impotenti rispetto alle istituzioni, però la voce più importante è quella del popolo che subisce la gravità della situazione, per cui siamo pronti a non fermarci, ad andare avanti, a fare dei sit-in nelle città di rappresentanza provinciali, quindi Agrigento nel caso specifico. Ancora nel 2026 facciamo il sit-in per l'acqua, è semplicemente una vergogna. La manifestazione si tiene in contemporanea con l'Icata. Qui cosa chiediamo? Allora, io come rappresentante della CNA, quindi rappresento la piccola e media impresa e gli artigiani, la cosa che mi preme di più vedere un artigiano, un pasticcere, quando la mattina apre la saracinesca e manca l'acqua, è un grandissimo disagio. Quindi una mancanza di introito alla propria azienda. E poi perché dare l'acqua a questi esercizi pubblici con la turnazione devono avere recipienti? L'acqua, questo esercizio deve avere tutti i giorni, l'acqua pubblica, quindi acqua pulita, acqua da bere. Quindi qua parliamo di alimentazione, quindi non possiamo mettere noi recipienti in casa per erogare acqua, per fare la pasticceria, la panificazione. L'acqua deve essere giornaliera, H24, non a ore o in scadenza con la turnazione. Cosa chiede il comitato? Noi chiediamo delle risposte concrete, siamo stanchi di essere accontentati da provvedimenti che per carità sono necessari ma sono comunque temporanei e non sono strettamente legali, perché parliamo qui di autobotti che per carità, torno a dire, ci hanno aiutato, grazie agli autobottisti noi riusciamo ad andare avanti, ma non è la regola è che ci sia una fornitura continua, costante. Quella dell'autobot è una situazione temporanea, è una situazione di emergenza. Noi chiediamo e pretendiamo che la situazione venga regolarizzata, che si torni, anzi si inizi a vivere in una realtà, in un paese civile, dove quello che ci è dovuto ci deve essere dato senza discussioni. Questo chiede il comitato.